Ok, buonasera a tutti, benvenuti, bentornati e un saluto anche alle persone che ci seguono da casa e vogliamo dare seguito allo studio che abbiamo fatto qualche settimana fa sull'Antico Testamento e entreremo nella logica adesso del Nuovo Testamento e abbiamo un sacco di cose da imparare questa sera, ok? Quindi ci mettiamo in uno spirito di preghiera. Se possiamo togliere anche la musica, per favore. E poi cominceremo a studiare, ok? Preghiamo. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo per questa sera di studio della tua parola, del Nuovo Testamento. Ti chiediamo, Signore, di guidare ogni cosa e ti chiediamo, Signore, che veramente possiamo imparare quello che tu hai già preparato per noi. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Ok, carissimi, abbiamo lasciato il nostro popolo, che è il popolo di Israele, nell'Antico Testamento, circa nel V secolo avanti Cristo, con l'ultimo profeta, se vi ricordate, che abbiamo citato, che è il profeta Malachia, che è l'ultimo libro dell'Antico Testamento. Da lì fino a che si manifesti qualcosa nel Nuovo Testamento passano circa 400 anni, ossia 4 secoli. Dall'ultimo profeta Malachia arriva un pazzo scatenato che si chiama Giovanni Battista, che comincia a predicare, no, a un certo punto nei pressi di Gerusalemme, in realtà nel deserto, in poche parole. La Bibbia dice che lui comincia a predicare nel deserto ed è proprio il tipo di persona che rappresenta i profeti dell'Antico Testamento, ok? Noi nei Vangeli lo troviamo praticamente come una persona che dice la parola di Dio vestito di pelli di cammello, è una persona probabilmente che non profumava di Chanel numero 5 perché abitava nel deserto, mangiava cavallette, mangiava miele. Questo è quello che dice la parola di Dio di Giovanni Battista. Qual era la funzione di Giovanni Battista? Fare un ponte tra l'Antico Testamento e quello che stava succedendo, che sarebbe successo di lì a poco, ossia la manifestazione del Cristo. La parola Cristo, Christos, in greco significa unto, ok? Allora c'erano 3 personaggi che venivano unti nell'Antico Testamento, ossia che erano destinati a ricoprire certi incarichi. Il primo erano i re, i secondi i sacerdoti e i terzi i profeti. E Cristo rappresentava queste 3 figure in un'unica persona e quindi lui è stato chiamato il Cristo, ok? Quindi rappresentava re, sacerdote e profeta. Tra questa manifestazione di Malachia nell'Antico Testamento, circa V secolo a.C., e Giovanni Battista, come abbiamo detto, passano circa 4 secoli. In questi 4 secoli sono successe delle cose importantissime, quello che in teologia si chiama, o anche in storia, si chiama periodo intertestamentario, ok? Intertestamentario. È una cosa fondamentale che ci farà capire molto meglio il Nuovo Testamento, è proprio una dominazione mondiale che ha dominato proprio la terra di Israele per un lungo periodo, che è la potenza mondiale greca, ossia tutti noi a scuola abbiamo studiato le conquiste di Alessandro Magno, ok? Alessandro Magno, che è un conquistatore che nel giro di pochissimo tempo praticamente ha conquistato tutto l'Oriente antico, ok? Poi lui è morto a 33 anni in circostanze un po' misteriose, il suo impero si è spaccato prima in alcune frazioni, poi si è definito in modo completo praticamente in 4 parti, con i diadochi si chiamano, ossia 4 generali suoi hanno preso in mano varie parti del suo impero e lì hanno cominciato ad amministrare secondo la cultura greca, ok? La cultura greca aveva una caratteristica molto interessante, che non era solo un tipo di conquista militare, ma era soprattutto un tipo di conquista culturale. Ossia,
Quando i greci conquistavano un popolo, non solo integravano quel popolo negli eserciti greci, ma là piantavano anche quello che noi chiamiamo oggi, che ancora oggi si chiamano i ginnasi. Okay? I ginnasi erano semplicemente delle strutture dove tu andavi a imparare la cultura greca, la lingua greca. Okay? Quindi la lingua greca, ma non solo, ma anche la cultura greca, ha cominciato praticamente a invadere tutto l'Oriente antico. Allora, fino a che i greci avevano un certo tipo di rispetto per la cultura locale, tutto andava bene. A un certo punto della storia di Israele, però, è successa una cosa che ha fatto una frattura tra la cultura greca e la cultura ebraica, che era una cultura molto conservatrice, ok? Ossia, è arrivato un re che si chiamava Antioco Epifane, che odiava profondamente il popolo ebraico. Okay? E che cosa ha fatto? Lui è entrato in Gerusalemme, in questo popolo, in questo sito religioso, no? Che rappresentava proprio la cultura centrale di Israele, e che cosa ha fatto? Lui voleva distruggere completamente la religione ebraica. Che cosa ha fatto? La prima cosa che ha fatto, ha affrontato, ha provocato l'ira del popolo di Israele. Ossia, lui ha preso un maiale, una scrofa, no? Nella storia viene raccontato così, è entrato nel Tempio di Israele e ha sacrificato questa scrofa sull'altare dove gli ebrei sacrificavano i buoi, le pecore, tutti gli animali che loro sacrificavano in onore al Signore. Okay? L'altra cosa che lui ha fatto, ha messo una statua di Zeus all'interno del Tempio e poi ha cercato di distruggere tutte le copie della legge mosaica che c'erano in uso in Israele. Quindi la cosa ha provocato chiaramente una reazione non solo culturale ma anche religiosa, spirituale in Israele. Questo è il momento in cui gli israeliti si attaccano, si aggrappano ancora di più alla loro fede, alla loro cultura religiosa. Ed è qua che nascono quei famosi gruppi che noi conosciamo biblicamente parlando come farisei e sadducei. Okay? Farisei e sadducei. In realtà non sono gli unici due gruppi che nasceranno, perché per esempio uno che non è citato biblicamente, che sorgerà in quel periodo, sono gli Esseni. Gli Esseni sono un popolo, una setta importantissima per la trasmissione del canone dell'Antico Testamento. Perché? Perché loro, per estraniarsi, per conservare la cultura ebraica, che cosa hanno fatto? Si sono ritirati nelle grotte del Mar Morto, e in una comunità che si chiamava la comunità di Qumran, sicuramente avete sentito parlare, e in queste grotte loro hanno trascritto e riscritto diverse volte i rotoli della legge per conservare la parola di Dio per le generazioni future. Allora, nell'antichità c'era un grosso problema di conservazione dei documenti. Perché? Perché ovviamente sia la carta che loro usavano, sia la pergamena che loro usavano, veniva scritta con una mistura di cenere, gomma, acqua, che pian piano nel tempo con l'uso praticamente scompariva. Quindi c'era una necessità continua di ricopiare la legge. Okay? Gli Esseni hanno fatto proprio questo. E quello che noi troviamo oggi nel museo di Tel Aviv, che si chiama il rotolo di Isaia completo dell'Antico Testamento, è stato proprio trovato nella grotta di Qumran. Okay? Quindi noi, la nostra Bibbia, per esempio il libro di Isaia, che è il libro praticamente più importante dell'Antico Testamento, perché è un libro che parla del Messia come nessun altro nell'Antico Testamento, è anche il libro più lungo, l'hanno conservato gli Esseni. Okay? Quindi la preparazione della venuta del Messia ha questo contorno religioso, ossia a quelle sette pseudo-religiose che erano, per esempio, come abbiamo detto, i Sadducei e i Farisei, si sono proprio formate nel periodo di influenza della cultura greca, ok? E sono quelle che poi hanno resistito più a Gesù. Perché? Perché loro in realtà non si sono aggrappati a Dio, ma sono diventati quello che si chiama in teologia dei monolatri. Okay? Loro adoravano la legge senza andare a Cristo. Okay?
Questa è più o meno l'idea di quello che dobbiamo capire per introdurre il Nuovo Testamento. Ok? Allora, Antioco Epifane. Quindi, Giovanni Battista comincia a predicare sotto invece un'altra potenza mondiale, dopo la potenza mondiale greca comincia a sorgere quello che noi conosciamo benissimo, che abbiamo studiato a scuola, che è l'impero romano, ok? L'impero romano. Roma, Gesù comincia a predicare sotto l'influenza dell'impero romano, ok? Sotto la dominazione dell'impero romano. E al tempo in cui Giovanni Battista ha cominciato a predicare c'era un'aspettativa della manifestazione del Messia altissima, ossia, adesso facciamo un passo ancora più indietro, che è importante che noi capiamo questo principio. Allora, gli ebrei sono stati praticamente dall'8° secolo a.C. fino all'epoca di Cristo dominati da potenze straniere. Nell'8° secolo c'era la Siria, vi ricordate che abbiamo detto nello studio dell'Antico Testamento, sono quelli che hanno deportato il regno del nord, 10 tribù. Poi sono sorti i babilonesi che hanno deportato il popolo del regno del sud. Poi la Persia ha cominciato a diventare una potenza mondiale, la Persia ha rimandato praticamente a casa il popolo di Israele, però cosa è successo? La Persia ha imposto dei tributi, delle tasse, ok? Poi la Persia decade come impero, Alessandro Magno conquista praticamente tutto l'Oriente antico e loro vanno sotto la dominazione greca. La dominazione greca cade, comincia a sorgere l'impero romano, che non era un impero semplice, ok? E loro, vi provate a immaginare, 8 secoli di oppressione da tutti i punti di vista, culturale, sociale, le tasse imposte da popoli che non erano il loro, e quindi loro avevano un'aspettativa messianica altissima, ossia un giorno verrà un Messia che ci libererà da che cosa? Dall'oppressione dei nemici. E voi provate a immaginare la figura di Gesù che rappresentava tutto il contrario di quello che loro si aspettavano, ok? Tutto il contrario, ossia il figlio di un falegname, ok? Oltretutto il figlio di un falegname della Galilea, la Galilea veniva chiamata la Galilea dei Gentili, ossia i Galilei erano una mescolanza di razze che addirittura avevano una lingua talmente propria, non so se vi ricordate nel Nuovo Testamento, che quando Pietro era lì mentre Gesù veniva giudicato, qualcuno gli ha detto: io ti riconosco dal tuo parlare, ma proprio perché lui parlava galileo, che aveva un accento proprio molto particolare, no? Quindi che cosa succedeva in quel momento lì? Gesù non rappresenta l'aspettativa messianica degli ebrei, era un personaggio completamente fuori dalla loro logica. Perché? Perché il popolo di Israele si aspettava che cosa? Un re che fosse tipo Salomone, tipo Davide, ossia Davide era proprio il combattente per eccellenza, quello che aveva liberato, no, il popolo di Israele dalle influenze nemiche all'interno del paese, aveva stabilito i confini di Israele, no? E Davide era proprio era nelle promesse di Dio che il seme di Davide sarebbe stato, no, il Messia che avrebbe liberato Israele. Ma arriva Gesù, che era sì del seme di Davide, ma un falegname, e oltretutto un falegname che non aveva studiato teologia come i farisei, quindi un personaggio completamente improbabile nella testa degli ebrei. Allora, che cosa racconta il Nuovo Testamento? Racconta della vita di Gesù attraverso questi 4 Evangeli. Allora, la prima domanda che ovviamente noi dobbiamo farci, questa era un'introduzione, no, di quello che dobbiamo studiare questa sera: perché 4 Evangeli? Perché 4 Evangeli? Perché il Signore ha mandato 4 Evangeli a noi della nostra epoca moderna e sono stati scritti 4 Vangeli che sembrano praticamente tutti simili l'uno all'altro? Allora, i primi 3 Vangeli si chiamano Vangeli sinottici,
ok? Sinottici significa Vangeli che vedono lo stesso evento da un punto di vista diverso, ok? Ogni Vangelo sinottico, che sono i primi 3 praticamente, che sono il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Marco e il Vangelo di Luca, sono i 3 Vangeli sinottici, hanno un sacco di materiale in comune, ok? E invece Giovanni è un Vangelo totalmente diverso dagli altri 3, ossia è un Vangelo che condivide più o meno dal 5 al 10% del materiale degli altri Vangeli, ma c'è un motivo ben specifico per cui questi 4 Vangeli sono arrivati a noi, perché sono stati scritti. Ok? Allora consideriamo bene una cosa: il popolo ebraico era il popolo che era destinato a portare il Vangelo al mondo. Ok? Questo è il primo punto. Secondo punto: il popolo ebraico, nonostante fosse stato destinato a questo grande compito, vi ricordate che cosa Gesù ha detto in Matteo capitolo 28 ai suoi discepoli? Andate, fate discepoli di tutti i popoli, predicate il Vangelo, battezzate, eccetera, eccetera, eccetera. Solo che c'era un grande problema. Come abbiamo detto prima, il popolo ebraico era un popolo estremamente razzista, ossia discriminatorio. Nella società ebraica erano discriminate le donne, questa era la prima cosa, le donne erano degli esseri inferiori, okay? I rabbini pregavano così, dicevano: Signore, io ti ringrazio per la donna, ma ti ringrazio perché io sono stato fatto uomo. Signore, io ti ringrazio che non sono stato fatto né cane, né samaritano, né donna. Quindi questo ti rivela cosa pensava un ebreo, no, della donna. I malati erano discriminati, i malati non erano certamente delle persone amate e curate in Israele. Per esempio, se tu ti ricordi quell'esempio biblico dei 10 lebbrosi che passano, no, e Gesù li vede e li guarisce, ma è interessante che anche secondo la legge di Mosè un lebbroso intanto doveva vivere fuori dalla comunità, ok? E quando passava doveva suonare un campanellino e gridare impuro, impuro, ok? Cioè quindi i malati erano fuori. È interessante la parola lebbra. Nell'antico ebraico la parola lebbra significa frusta, ok? Quindi nella mente di un ebreo che cosa succedeva? Se uno è malato di lebbra è perché Dio lo sta frustando, lo sta punendo di qualcosa. C'è un altro esempio biblico molto interessante del Vangelo di Giovanni, quando c'era quel cieco nel Tempio, no? E i discepoli di Gesù, che erano discepoli, che erano vicini a Gesù ma ancora non avevano capito niente, gli chiedono: Maestro, ma è colpa dei suoi genitori o è colpa sua che lui è così? No? Quindi nella mente di un ebreo, se uno era malato era perché aveva una pendenza con Dio, ok? Quindi provate a immaginare un popolo assolutamente improbabile che doveva predicare la parola di Dio a tutto il mondo, ma doveva superare delle barriere culturali, di pregiudizi enormi, no? Allora, sì, certo, aspetta un attimo però che... Sì. Ok. Grazie. Ma solo la lebbra o comunque tutte le malattie erano considerate una punizione divina? Tutte? Sì. Qualcosa c'era che non funzionava. Quindi il concetto del lebbroso impuro è quel famoso concetto che poi si è tramandato anche nel Medioevo, giusto? Perché anche nel Medioevo venivano relegati. Ok, grazie. Sì. Pensavo che fosse solo un discorso di lebbra, invece proprio tutte le malattie avevano natura divina. Quindi. Oh, okay. Anche la cecità, come ti ho detto, per esempio, era un'altra problematica, no? Okay. Ma proprio è incredibile che nella legge di Mosè, no? Appena, non soltanto per una questione di igiene, no? Ma anche per una questione di tu sei impuro, hai un problema con Dio, esci fuori dall'accampamento finché non sei guarito, no? E quindi c'era proprio questa mentalità.
Quindi questo popolo che è stato chiamato a evangelizzare il mondo aveva dei seri problemi che dovevano essere superati. Vedremo un pochino più avanti, molto interessante, che il Signore chiama il fariseo più fariseo dei farisei, che si chiamava Paolo Apostolo, okay? Che la parola di Dio dice che era praticamente perfetto secondo la legge di Mosè, ma Dio cosa fa? Lo prende, lo rivolta come un calzino e lo fa diventare l'apostolo dei gentili, delle genti, l'apostolo dei pagani. E lui ha dovuto subire veramente dei cambiamenti profondissimi nella sua vita, ma questo lo vedremo un pochino dopo. Allora, 4 Vangeli, torniamo lì perché questo è molto importante. Allora, la prima cosa che dobbiamo, il primo punto che dobbiamo guardare. I Vangeli sono i primi 3, abbiamo detto, sono sinottici, ossia guardano le cose da un punto di vista diverso, osservando particolari diversi per fare la somma di quello che veramente alla fine è successo. Vi leggo 2 testi biblici molto interessanti che dice così, per esempio. Ok, eccolo qua. Matteo 27,44 dice: e nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Qua è l'immagine della crocifissione di Cristo con i 2 ladroni a fianco. Ok? E qua dice che tutti e 2 i ladroni lo insultavano, però c'era un problema. Guarda cosa dice in Luca 23, 39 e 41. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timore di Dio, tu ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. Ossia, sembrano 2 testi che si contraddicono completamente l'uno con l'altro, no? In realtà Gesù, se voi ricordate, ha cominciato il suo supplizio all'ora terza, che significa alle 9 del mattino, ok? Ha terminato la sua vita biologica alle 3 del pomeriggio. In queste 6 ore, uno dei 2 ladroni, sentendo tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto sulla croce, ha completamente cambiato idea, ha riconosciuto di essere un peccatore e Gesù poco dopo gli dirà: oggi tu sarai con me in paradiso, ok? Questo cosa significa? Sinottico vuol dire che non si contraddice, ma si completano l'uno con l'altro. Fondamentale questo per studiare la Bibbia. Ma perché si dice questo da una parte e dall'altra parte si dice così? Attento a quello che studi, ok? La parola di Dio, Salmo 119, dice: la somma della tua parola è verità, ossia questo più questo è verità. Non possiamo prendere un versetto, c'è un detto in teologia che dice: il testo senza il contesto diventa un pretesto, ok? Il testo senza un contesto diventa un pretesto per dire quello che voglio io. Quindi, Vangeli sinottici più Giovanni. Allora, Matteo, Vangelo di Matteo. Allora, sappiamo tutti chi era Matteo, no? Matteo è il famoso pubblicano, traditore della patria, che raccoglieva soldi per i romani e oltretutto faceva la cresta sui soldi, perché voi sapete che i pubblicani erano odiati da tutto il popolo di Israele perché prendevano le tasse e in più facevano la cresta sulle tasse perché i romani glielo permettevano. Quindi traditori del popolo e anche ladri, oltre questo. Che cosa Dio ha fatto attraverso la vita di Matteo? Lo ha chiamato attraverso una parola sola. Vi ricordate com'è stata la chiamata di Matteo? Arriva Gesù al suo banco delle imposte e gli dice una parola: seguimi. E che cosa ha fatto Matteo? Ha lasciato tutto, okay? Ha cominciato a seguire Gesù e ha cambiato radicalmente il suo modo di vivere. Okay? Quindi Matteo, state attenti cosa vi dico adesso, Matteo, il pubblicano, il traditore della patria, Dio l'ha usato per scrivere un Vangelo per gli ebrei, ok? Per gli ebrei, perché questo Vangelo è dedicato alla cultura ebraica. Perché vi dico questo? Allora, la prima cosa che noi notiamo nel Vangelo di Matteo è Matteo capitolo 1, versetto 1, che dice così, da 1 a 3, e dice, scusate, solo il versetto 1. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Ok?
Perché il Vangelo, l'incipit del Vangelo di Matteo comincia così? Gesù, figlio di Davide, figlio di Abramo. Non comincia dall'inizio, non comincia da Adamo e poi questo, poi l'altro, Abramo, Isacco, Giacobbe. No, comincia con Davide, ok? Figlio di Davide, figlio di Abramo. Interessante perché Davide non è il primo, ma è il capostipite del ministero di re di Gesù, ossia Dio aveva promesso un re che sarebbe seduto per sempre sul trono di Israele e che cosa dice il Vangelo? Io vi ho mandato il re che voi aspettavate. Questa è la prima cosa che Matteo comunica nel versetto 1, nell'incipit, nell'apertura, subito, dicendo questo è il re che voi aspettavate, che si chiama Gesù, ok? Se voi andate a leggere il Vangelo di Luca, di Marco, non cominciano assolutamente così, ma questo è proprio il motivo per cui il Vangelo di Matteo è il Vangelo per gli ebrei. Abbiamo tantissimi altri dati che ce lo dicono. Per esempio, vi leggo un testo che si trova in Matteo capitolo 27, 45, che riguarda l'uso del conteggio del tempo, ok? In tutti i Vangeli c'è un conteggio del tempo completamente diverso l'uno dall'altro. Per esempio, il Vangelo di Matteo dice: dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona, ok? Questo non è il conteggio del tempo romano, è il conteggio del tempo ebraico, ok? Ossia, l'ora sesta è l'ora delle 3 del pomeriggio. Perché? No, scusate, è mezzogiorno, perché gli ebrei cominciavano a contare le ore dalle 6 del mattino e le 7 erano la prima ora, alle 8 la seconda ora, alle 9 la terza ora. Ok, quindi cosa comunica Matteo? Questo libro, questo Vangelo è stato scritto per gli ebrei perché io vi comunico il conteggio delle ore attraverso il metodo di conteggio ebraico. Ma c'è un motivo ancora più importante per cui questo Vangelo è strutturato e pensato proprio per gli ebrei. Allora, nel Vangelo di Matteo ci sono 5 grandi discorsi di Gesù ed è importantissimo questo dettaglio. Perché? Perché la legge di Mosè sono considerati i primi 5 libri della Bibbia, ossia Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Sono i primi 5 libri della Bibbia che per un ebreo era la struttura fondamentale per la legge di Mosè. Attraverso questi 5 discorsi, che cosa Gesù stava dicendo? Stava dicendo: questa è la nuova legge per il mio popolo. Avete capito? Questa è la nuova legge per il mio popolo. Ed è interessante un dettaglio che tu trovi in Matteo capitolo 5, versetto 1. Vediamo se te lo trovo. Matteo capitolo 5, versetto 1, eccolo qua, e dice: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere, e i suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro. Allora, vi ricordate la legge di Mosè dove è stata trasmessa nel monte Sinai? Proprio in cima alla montagna. Però se tu vai là nell'Antico Testamento c'era una cosa fondamentale che noi dobbiamo capire. Quando Dio è sceso sul monte Sinai, no? Lì c'era uno spettacolo spaventoso. Addirittura c'era fuoco, fiamme, suoni di tromba. Il popolo ha cominciato a dire: non ci parli noi, Dio ti parli solo con te, Mosè, perché noi se ascoltiamo ancora qualche parola moriamo, ci restiamo secchi, ok? E qua Gesù fa una cosa molto interessante. Anche lui va su un monte, ok? Ma usa un modo completamente diverso, ossia si siede e comincia a dare una nuova legge. Il sedersi in mezzo alle persone era proprio il tipico atteggiamento dei rabbini di quell'epoca, ossia che si sedevano insieme ai discepoli per identificarsi con i suoi discepoli, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che Gesù era uomo e Dio insieme,
ma lui stava trasmettendo: io sono quel Dio dell'Antico Testamento che in un momento della storia vi ho dato una legge e la mia gloria era talmente distante da voi che voi guardavate uno spettacolo impressionante, ma adesso io mi sono fatto uomo, mi siedo in mezzo a voi, io sono un Dio di prossimità vicino a ciascuno di voi, vi do una legge completamente diversa, ok? Avete capito il senso? Quindi il Vangelo di Matteo è stato scritto per chi? Per gli ebrei, proprio la struttura, il modo di contare il tempo, il modo che viene usato nel trasmettere tutti i messaggi evangelico del Vangelo di Matteo hanno proprio questa caratteristica di Vangelo scritto per gli ebrei, ok? E qua Dio che cosa ha fatto praticamente col Vangelo di Matteo? Ha mantenuto le sue promesse, perché a chi era stato promesso il Messia? A popolo di Israele, ok? E quindi ha detto: io vi scrivo un Vangelo apposta per voi, perché voglio mantenere la promessa di parlarvi al cuore. E Dio ha fatto questo. Ma Dio non aveva in progetto di parlare soltanto al popolo di Israele, ok? È ovvio che anche noi come, tra virgolette, pagani gentili, leggiamo il Vangelo di Matteo, ma è molto interessante che quello è proprio specificamente per il popolo di Israele, ok? C'è un altro Vangelo che è molto interessante, che è il Vangelo di Marco, che è molto diverso dal Vangelo di Matteo, ok? Il Vangelo di Matteo consta di 28 capitoli, va bene? Il Vangelo di Marco ha 16 capitoli, un Vangelo molto più ridotto, molto più sintetico, molto più semplice e pratico. Perché? Perché il Vangelo di Marco è stato scritto per gli italiani, per i romani, ok? Per i romani. E il Vangelo di Marco è proprio, mostra Gesù non tanto come Messia di quello che aveva bisogno il popolo di Israele, ma viene mostrato come servo che soffre, ok? Servo che soffre. Molto interessante che quando questo Vangelo è stato scritto, l'impero romano, e specialmente Roma, che aveva circa 1 milione di abitanti in quell'epoca, il 50%, dicono gli storici, delle persone che abitavano a Roma, il 50% erano schiavi, ok? Quindi provate a immaginare un Vangelo che parla ai romani dicendo: io ti capisco. Non a caso l'Apostolo Paolo, per esempio, nella lettera ai Romani, che conosceva bene la cultura romana perché era un cittadino romano, scrive ai Romani: Paolo, servo di Gesù Cristo. Attenzione, questa parola servo nell'antico greco, ok, era la parola doulos, che significa schiavo. Quindi il nome Paolo significa piccolo, ok? Metti insieme le due cose. Quindi lui ha aperto la sua lettera dicendo, Romani 1:1, piccolo schiavo di Gesù Cristo. Dall'altra parte un romano che leggeva questo dice: caspita, questo mi capisce. Questo è un modo per creare un ponte di comunicazione del Vangelo. Marco era un discepolo di Pietro, ok? Era un discepolo di Pietro che ha trascritto tutto quello che Pietro ha registrato nella sua mente, nel suo cuore, nella sua esperienza, e l'ha messo per iscritto per il popolo romano. Molto interessante questa cosa che vi leggerò adesso. Marco 10,45 dice: poiché il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Okay? Questo è il versetto chiave di tutto il Vangelo. E per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi anche Gesù, no, trasmette questo messaggio ai romani, al popolo italiano, a noi oggi, proprio attraverso questo: sono servo. Quanto ci serve questo Vangelo nell'epoca di oggi? Sembra che tutto, no, sia schiacciato sotto un peso mostruoso e ci siamo quasi come degli schiavi, no? La democrazia sta facendo ciao. Il Vangelo di Marco ti consiglio di leggerlo, ok? È per me e per te, per il nostro popolo, ok? Perché dico anche che è un Vangelo scritto per il popolo romano?
Guarda cosa dice Marco 6,48, qua c'è un conteggio del tempo completamente diverso, ossia proprio come contavano i romani. Marco 6,48 dice: vedendo i discepoli che si affannavano a remare, perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Ossia, la quarta vigilia sarebbe dalle 3 alle 6 di notte, secondo il conteggio del tempo romano. Okay? Diverso dal Vangelo di Matteo, che era il conteggio del tempo ebraico, va bene? Un'altra cosa molto bella che noi capiamo che ci parla di questo canale culturale che il Signore ha creato con il popolo romano è che venivano spiegate le tradizioni ebraiche. Nel Vangelo di Marco, quando un ebreo faceva qualcosa, c'era poi la spiegazione sotto, okay? Per dire: voi non capite le tradizioni ebraiche, ma ve le spiego. Nel Vangelo di Matteo invece questo non esisteva. Perché? Perché era assodato che gli ebrei conoscevano le loro tradizioni. Okay? Dice così, Marco 7, da 1 a 4. Allora si radunarono vicino a lui farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Essi videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano i pasti con le mani impure, cioè non lavate. Tra parentesi, dice così il Vangelo. Poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non sono lavate le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi. Okay? Quindi una cosa, un evento che è stato visto, registrato da Pietro, ma viene spiegato nel Vangelo per spiegarlo a un pubblico che non capiva le tradizioni ebraiche. Okay? Quindi vedi come Dio è saggio da creare dei ponti per trasmettere il Vangelo a tutte le culture. Okay? Questo è il Vangelo di Marco. Qualche domanda qua? Tutto chiaro? Bene. Andiamo al Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca, anche questo è molto interessante. Abbiamo detto, agli ebrei Dio ha dedicato un Vangelo. Ai romani, che era la cultura dominante dell'epoca, ha dedicato un Vangelo, ma, come abbiamo detto, una grande influenza culturale del passato che continuava nel tempo di Gesù era la cultura greca. Abbiamo detto nel periodo intertestamentario la cultura greca ha dominato l'Oriente antico, ok? Tant'è che addirittura nella parte orientale la lingua ufficiale di tutto il Medio Oriente era il greco koiné, ossia il greco popolare, no? Perché attraverso, come abbiamo detto, i ginnasi questa lingua era stata insegnata, era una lingua molto comune, ok? Allora Dio che cosa ha fatto? I greci, che sono acculturati, che sono filosofi, che hanno fondato praticamente la cultura occidentale, che cosa facciamo? Li lasciamo andare all'inferno? No. Allora parliamo anche a loro. Quindi Luca, che era un medico greco, okay, che era un compagno di lotta, di viaggio dell'Apostolo Paolo, fa una ricerca approfondita di tutto quello che era successo nella vita di Gesù. Allora, l'incipit del Vangelo di Luca è questo, Luca 1, da 1 a 4. Poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che dal principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine. Ossia, Luca è stato uno strumento di Dio molto diverso dagli altri evangelisti. Perché? Perché lui ha fatto una ricerca storica ha fatto delle interviste agli apostoli. Non so se avete notato quello che ho letto, fondamentale questo dettaglio. Dice che lui si è informato presso i testimoni oculari, non per sentito dire, ok? Lui è andato proprio da quelli che avevano vissuto con Gesù e gli ha chiesto che cosa è successo, cosa devo scrivere, cosa è successo in quel caso, cosa è successo nell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Okay? Quindi questa ricerca storica che lui ha fatto ha portato a noi il Vangelo di Luca. E Luca è interessante perché ha un dettaglio fondamentale. Luca ci mostra Cristo come l'uomo perfetto, ossia l'uomo che è capace di rapportarsi con tutti gli uomini
indistintamente, che siano avvocati, dottori, magistrati, ministri dei primi ministri, malati, no? Cosa interessante, perché Dio ha mostrato nel Vangelo di Luca questo uomo perfetto. Vi ricordate, non so se conoscete la storia di Diogene. Diogene era un filosofo greco che dice la storia, no? Non so se è un aneddoto o meno, ma rappresenta bene il modo di pensare degli ebrei. Che cosa lui faceva? Andava in giro di notte con una lampada accesa e andava in giro a cercare l'uomo. Okay? Io sto cercando l'uomo e tutte le notti che mi alzo vado in giro a cercare l'uomo tipo, ma non lo trovo. Okay? Allora, perché Cristo viene mostrato come l'uomo perfetto nel Vangelo di Luca, capace di rapportarsi con tutti? Perché Dio voleva raggiungere tutti quelli che erano sotto la mentalità della cultura greca. Okay? Luca è il tipico Vangelo che racconta la storia di Cristo in modo cronologico, va bene? Secondo proprio la mentalità greca. Perché, per esempio, il Vangelo di Matteo è completamente diverso. Gli ebrei non facevano un racconto cronologico, ma raccoglievano gli argomenti per tipo. Per esempio, se tu vai nel Vangelo di Matteo, tu trovi le parabole, capitolo 12, capitolo 13, no? Raggruppano, ma Gesù non le ha dette tutte in una volta quelle parabole, no? Loro raggruppavano, come si fa anche nell'Antico Testamento, per esempio, tutti i libri della legge, poi tutti i libri dei profeti, poi tutti i libri poetici, tutti insieme, ma non sono stati scritti nella stessa epoca, ok? Non è cronologico, perché l'ebreo, per un ebreo, è per tipo che loro raccoglievano i libri, mentre Luca racconta la storia di Gesù in modo cronologico, ok? Questo è proprio tipicamente il Vangelo di Luca. Vediamo qua una cosa molto interessante. Luca 22, 44, ecco, sì, questo è fondamentale. Luca era un medico. Il Vangelo perché sapete che la medicina è proprio nata lì nella Grecia, in poche parole, no? E lui è l'unico che descrive gli stati psicofisici di Cristo mentre faceva le sue esperienze. Per esempio, Luca 22, 44, poco prima che andasse in croce, dice: ed essendo in agonia, egli pregava ancora più intensamente e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano a terra. Ossia, scusate se non me la ricordo, spero di ricordarmi bene il nome di questa, tra virgolette, malattia, no? Che si chiama ematoidrosi, dovrebbe essere, se non sbaglio. Ossia, in un forte stato emozionale una persona può con il sudore trasudare anche sangue, no? Ma Luca è l'unico che descrive questa situazione, ma non soltanto questa situazione, diverse situazioni proprio di malattie, descrive dettagliatamente alcune cose che riguardano proprio lo stato psicofisico e biologico delle persone nella malattia, no? Perché era un medico, quindi anche questo era un canale di comunicazione con la popolazione greca, okay? Che capivano bene questo modo di raccontare l'esperienza di Cristo qua sulla terra. Ok? Qualche domanda qua sul Vangelo di Luca? Tutto chiaro? Voglio vedere che ore sono, per vedere come siamo messi col tempo. Ok, abbiamo 5 minuti. Vangelo di Giovanni. Ecco, questo è il Vangelo più particolare in assoluto del Nuovo Testamento. Perché? Perché questo ci mostra Gesù non da un punto di vista strettamente cronologico storico, ma teologico. Okay? Il senso del Vangelo di Giovanni è che è un Vangelo per tutte le epoche, okay? Perché ci mostra chi Gesù è, non che cosa Gesù ha fatto. Lì, nel capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, al versetto 30-31, ci dice proprio il motivo per cui questo Vangelo è stato scritto. E dice così: Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti
in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché, e guarda bene cosa dice, crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Allora, questo è il senso del Vangelo di Giovanni. Dio voleva mostrare Gesù come figlio di Dio. Cosa vuol dire sto figlio di Dio? No? Ossia, Gesù era, come abbiamo detto prima, uomo e Dio nella stessa natura. Allora, perché è necessario che Dio parlasse agli uomini di tutte le epoche? Perché Gesù non è un personaggio culturale, è un personaggio che passa attraverso la storia come un personaggio universale di salvezza. La parola di Dio ci dice nell'Antico Testamento che solo Dio salva, ok? Solo Dio salva. Ma Cristo diventa uomo come Dio, ok? Per dirci, è vero che solo Dio salva, ma un uomo deve pagare, ok? Adesso ve lo spiego in un modo più armonico, più comprensibile. Allora, dice così, Giovanni 1,1, guarda l'incipit del Vangelo di Giovanni, dice, nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. E fin qua ci siamo, ok? La parola era Dio. Al versetto 14 dice, e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi piena di grazia e di verità e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come l'unigenito dal Padre. Nella cultura greca la carne, il corpo, era qualcosa di profondamente corrotto di cui l'essere umano era meglio che si sbarazzasse, ok? Tant'è che i filosofi dicevano che il logos, in realtà quando noi diciamo la parola, nella lingua greca è la parola logos. Logos era il pensiero puro, ok? Quindi il filosofo che si elevava al pensiero puro si liberava dal peso della carne, e liberarsi dalla carne quando un uomo è morto significa liberarsi. E provate a immaginare lo scandalo che questo Vangelo ha provocato quando ha detto che la parola, il logos puro si è incarnato, una roba da matti, no? I filosofi non l'avrebbero sopportato, ma c'era il Vangelo di Luca, quindi loro erano a posto, va bene? Avevano la loro parte. Invece qua che cosa ci sta dicendo? Io vi voglio mostrare che Cristo è il Figlio di Dio, ossia è Dio che si fa carne e viene sulla terra per salvare gli esseri umani, ok? Questo è il senso del Vangelo di Giovanni. È molto profonda la cosa, ok? Quindi è un Vangelo molto complesso. Allora, una parentesi. Tanti consigliano, quando si comincia a camminare nella lettura della parola di Dio, di cominciare dal Vangelo di Giovanni. Io personalmente ve lo sconsiglio, perché non è semplice, ok? È molto complesso, perché ci sono dei temi teologici che bisogna veramente studiare a fondo. Se tu vuoi un Vangelo semplice, torna al Vangelo di Marco. Marco, secondo me, è molto più semplice, ma molto chiaro, no? Ok, è solo un consiglio per cominciare a pensare a come leggere la parola di Dio. Ok, questo è più o meno il senso. Qualche domanda sul Vangelo di Giovanni? Sì, scusate, aspetta che ci vuole il microfono, altrimenti i nostri ascoltatori non sentono. Ci vuole qualche secondo. Pronto? Eccomi. Sì. Giovanni è stato scritto molto dopo gli altri tre Vangeli, no? Sì. E quindi è stata più una scrittura, pare, una scrittura teologica, un'elaborazione teologica degli allievi di Giovanni. E quindi forse è per quello che è così complesso, perché c'è un'aggiunta anche più profonda di quello che i primi tre erano più presenti nel momento in cui è stato scritto. Concordi? Cioè, com'è? Sì, non ho capito bene cioè, tu dici che il Vangelo di Giovanni non è stato scritto in realtà da Giovanni? No, o dai suoi allievi che hanno ascoltato Giovanni mentre raccontava queste cose. Per quello è un'elaborazione più teologica nello scritto, è più profonda, non c'è un racconto di quello che ha fatto, di quello che ha detto, come quando l'ha detto, come nei primi tre.
Leggevo che poteva essere anche questo un aspetto così diverso di Giovanni, come tu dici, è una cosa magari da leggere successivamente dopo aver digerito i primi 3 Vangeli, che sono più semplici di fatto. Ok, noi abbiamo una cosa importantissima che noi abbiamo come testimonianza della paternità del Vangelo di Giovanni, è quella dei padri della Chiesa, che praticamente erano concordi tutti, padri che hanno vissuto nel secondo secolo, quindi molto a ridosso della vita di Giovanni. Tra l'altro uno, per esempio, Policarpo, che è stato il suo discepolo diretto, no? È stato uno che ha affermato che Giovanni ha scritto il Vangelo di Giovanni, l'Apocalisse, la prima lettera di Giovanni, la seconda lettera, la terza lettera. Quindi sulla paternità io non credo che siano stati i suoi discepoli. Diciamo che lui ha scritto questa cosa in una parte della sua vita in cui aveva una maturità molto grande, ossia giustamente, come tu hai detto, lui ha scritto questo scritto insieme a prima Giovanni, Apocalisse, eccetera, nell'ultima parte della sua vita. Giovanni è stato l'unico discepolo a morire praticamente quasi a 100 anni, no? E quindi lui aveva fatto un percorso con Cristo molto grande, e le sue lettere e la sua Apocalisse rispecchiano proprio lo stile, no, di scrittura di Giovanni. Su questo io non ho assolutamente dubbi. Poi, ovviamente lui l'ha scritto in un momento chiaramente in cui stava per partire per l'eternità, quindi io penso che lui aveva radicato molto forte i principi di Cristo, no? Tra l'altro lui è morto a Efeso, no? Secondo la tradizione è morto nella chiesa di Efeso dove lui era pastore, no? E da lì lui proprio è interessante questa città che si chiama Efeso, no? Che era proprio la città dove c'era un culto della dea Diana molto radicato, molto forte, e Dio l'ha messo lì proprio chiaramente per contrastare anche questa dottrina, no? E una cosa che viene ripetuta spessissimo nel Vangelo di Giovanni è la parola padre, non a caso, perché lì lui doveva combattere alcune eresie, no? Che si sarebbero poi diventate eresie a tutti gli effetti con i concili ecumenici nella storia, no? Quindi io penso che lui aveva la maturità sì di scrivere il Vangelo di Giovanni. Sulla base di che cosa te lo dico storicamente? Attraverso la testimonianza dei padri della Chiesa, che praticamente sono tutti concordi a definire il Vangelo di Giovanni come di Giovanni. Ecco, questo. Quindi questa sua profondità nello scritto è proprio perché ha elaborato, sì, perché è stato scritto mi pare intorno all'anno 100 esattamente, Cristo, sì, no? dal 95 al 100 lì in mezzo. E sì, quindi sì. era una sua elaborazione interiore, esatto. religiosa. Sì, sì. Okay. E non dimentichiamo che Giovanni era uno dei più giovani discepoli che ha cominciato a camminare con Gesù, quindi ha tutta una vita insieme a Cristo, in poche parole. Ok, grazie. Sì, esatto. Una piccola curiosità, qual è stato il Vangelo a essere scritto per primo? Allora, probabilmente il Vangelo di Marco, ok? Probabilmente. C'è in teologia, si dice che i sinottici nella maggior parte del loro materiale nascono dal Vangelo di Marco insieme alla fonte Q, viene chiamata. Okay? La fonte Q è la fonte che vuol dire fonte, in tedesco significa quell, scritto quelle, ok? Ossia il Vangelo di Marco come base più la tradizione orale delle altre fonti hanno portato al Vangelo di Luca e di Matteo. Torno a ripetere, Giovanni no, perché Giovanni condivide pochissimo materiale degli altri Vangeli, perché ha un altro scopo, insomma è il Vangelo di tutte le epoche, no? Ma questi sono probabilmente, perché sono teorie, ok? Non c'è una sicurezza 100%, ma probabilmente il Vangelo di Marco, ok? Poi sono venuti Matteo e Luca. Grazie. Ok? Chiudiamo qua per il momento, 5 minuti di pausa, 5-10? Sì, abbiamo le tisane, il tè caldo, che sicuramente ne abbiamo bisogno, ok? Là in fondo.
Ok, possiamo accomodarci che ricominciamo, abbiamo degli obblighi televisivi da rispettare. Dimmi ok quando sei a posto? Ok. Allora, carissimi, adesso abbiamo da risolvere un problema sociale, ossia è vero che Dio ha scritto, perché noi crediamo che non solo gli uomini hanno scritto, ma sono uomini ispirati dallo Spirito Santo, hanno scritto i 4 Evangeli, no? Però torno a ripetere, le persone che avevano in mano questa ricchezza, questa bomba atomica, no, che avrebbe cambiato l'umanità, erano delle persone normali, ossia più che normali, banali, cioè dei pescatori, un esattore delle tasse, addirittura c'era Simone lo Zelota che era un assassino, no? Non so se lo sapevate, era uno zelota, erano proprio quella setta che è nata nel I secolo per combattere i soldati romani, da cui tra l'altro, da questa setta di zeloti, è nata la setta dei sicari, no? I sicari nascono proprio in Israele dalla parola sica, che era il coltello che loro usavano per fare gli attentati ai romani, ok? Quindi questo era l'ambiente più o meno. E quindi questi 12 apostoli, questi 12 personaggi dovevano influenzare, impattare tutto il mondo. Cosa mancava perché questo succedesse? Okay? Io comincerò con un testo biblico che trovo in Luca, capitolo 22, versetto 31 e 32, che si trova praticamente Gesù con Pietro e gli spiega una cosa che secondo me è sconvolgente. Ossia, provate a immaginare questi uomini che hanno camminato 3 anni e mezzo insieme a Cristo. Hanno visto quello che Lui ha fatto, hanno condiviso quello che Lui ha fatto, no? Oltretutto Cristo a un certo punto gli dà l'autorità, se vi ricordate in Matteo capitolo 10 gli dice andate, risuscitate i morti, guarite, predicate il Vangelo, eccetera, eccetera. Quindi loro hanno vissuto in prima persona, no? Il senso di che cos'è il potere di Dio, no? E poi, poco prima di partire per andare in croce, Gesù dice questa cosa a Pietro e gli dice: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Ossia, Gesù sta dicendo una cosa allucinante a Pietro. Quando un giorno ti sarai convertito, allora fa in modo che i tuoi fratelli non cadano. Allora la mia domanda è, ma cosa ha fatto Pietro dall'anno 0 quando ha cominciato a seguire Gesù fino a quel momento lì? Non si era ancora convertito. Ok? Ma non solo lui, tutti gli altri discepoli. Non a caso Gesù, proprio Gesù, prima di partire per la gloria dopo la risurrezione, Atti capitolo 1 versetto 8, dice che lo Spirito Santo verrà su di voi e con la sua potenza voi mi sarete testimoni in Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Ossia, quello che mancava, la prima cosa fondamentale che mancava loro era una conversione. Okay? Loro non erano ancora convertiti. Perché questo? Perché tutta la teologia ci spiega che nell'Antico Testamento cosa succedeva con lo Spirito Santo. Scusate, mi sono dimenticato di togliermi questa. Lo Spirito Santo entrava nella persona, la persona faceva l'opera che doveva fare, poi lo Spirito Santo, finita l'opera, usciva. Non c'era la residenza permanente dello Spirito Santo nella persona, ok? Se voi andate per esempio a leggere il libro di Giudici con Sansone, lui cosa ha fatto? Ha peccato, lo Spirito Santo è uscito. Salmo 51, quando Davide confessa il suo peccato di adulterio, cosa dice? Non togliermi, Signore, il tuo Spirito Santo, perché lui sapeva che peccando lo Spirito Santo
usciva. Allora, il Signore Gesù, quando è morto, ha creato questo ponte stabile tra Dio e gli uomini, ok? Specialmente i suoi discepoli. E che cosa è successo? Lo Spirito Santo è sceso, se voi andate in Atti, capitolo 1, capitolo 2, eccetera, che cosa è successo? La discesa dello Spirito Santo, che dice la parola di Dio, è sceso su di loro in forma di fiammella, è entrato dentro di loro e stabilmente ha cominciato a lavorare. Ossia, questo cosa ci dice? Che la conversione di una persona non deriva da un interesse, ok? Deriva da proprio lo Spirito Santo è dentro di noi nel momento in cui io decido di aprire il mio cuore a Cristo e dirgli: Signore, voglio che tu sia parte della mia vita, io confesso i miei peccati, voglio seguirti, fa della mia vita quello che tu vuoi. Questa è la differenza tra quello che succedeva a Pietro prima di Pentecoste e dopo Pentecoste, ok? Due robe completamente diverse. Quindi sottolineo ancora questa cosa: conversione non è interesse, conversione non è adesione. Pietro aveva aderito al messaggio di Cristo come tutti gli altri discepoli, ma non era ancora convertito. Che cosa è successo quando il pastore è stato bastonato? Tutti i discepoli sono fuggiti. Pietro che cosa ha fatto? Ha rinnegato Cristo. È vero o no? Una persona convertita fa questo? No. Perché? Perché un credente veramente convertito con lo Spirito Santo dentro non rinnega Cristo, ok? Quindi la prima cosa che serviva veramente per cambiare in modo radicale il loro modo di pensare, era una conversione vera. Dovevano ricevere lo Spirito Santo di Dio, ma non era solo questo, perché loro potevano dire e fare quello che volevano, ma occorrevano delle condizioni storiche ben precise. Allora, questo testo di Galati capitolo 4, versetto 4 e 5 dice così: ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ossia, quando giunse la pienezza, adesso lo scrivo perché questo è fondamentale, del tempo. Ossia, cosa significa questa pienezza del tempo? Dio ha scelto un momento storico fondamentale, preciso, millimetrico, perché il messaggio del Vangelo si esplodesse nel giro di pochissimi anni. Se noi ci pensiamo bene, no? Gesù è morto circa nel 30 d.C., ok? 30 d.C. Oggi noi nell'epoca moderna, se noi vogliamo inviare il Vangelo a uno dell'Australia, un click, finito, già fatto, no? Possiamo evangelizzare con una videochiamata. All'epoca, ovviamente, non c'erano treni, non c'erano aerei, non c'era l'informatica, non c'era niente. In 30 anni, ascoltate bene quello che vi dico, in 30 anni il Vangelo è arrivato a Roma, ha conquistato migliaia e migliaia di persone attraverso la testimonianza degli apostoli. Perché? Perché era la pienezza del tempo. Allora, che cosa c'era in quell'epoca di fondamentale che stava succedendo? Vi ricordate che vi ho detto che Gesù ha cominciato a predicare sotto il dominio romano, ok? E Roma era una cultura fantastica da un certo punto di vista. Perché? La prima cosa che noi notiamo i romani erano dei grandissimi costruttori di strade, ok? Nell'impero romano c'erano circa, nell'epoca in cui Gesù ha cominciato a predicare, circa 100.000 chilometri di strade che coprivano praticamente tutte le rotte dell'impero romano. Anche qua a Treviso abbiamo delle strade romane, com'è che si chiamano? La Postumia, esattamente. Ma ce ne sono in tutto il mondo conosciuto in quell'epoca, ok? 100.000 strade. Cosa significa questo? Quando le persone cominciavano a viaggiare, c'erano le strade, a noi ci viene da ridere oggi per dire, no, come c'erano le strade? Provate a immaginare di camminare in aperta campagna per centinaia di chilometri, è una roba normale, no? Allora, all'epoca le strade romane facevano circolare uomini e idee con una facilità rispetto alle epoche precedenti eccezionale.
Quindi le strade sono state un momento storico fondamentale per espandere il Vangelo, perché circolavano uomini liberamente insieme alle loro idee. Quindi i cristiani sono arrivati a Roma attraverso strade, attraverso navigazione, attraverso tutta una serie di facilitazioni storiche che in quell'epoca erano fondamentali. Ok? Poi, un'altra cosa che la cultura romana ha incentivato, è stato un catalizzatore per la predicazione del Vangelo, era la Pax Romana. Ok? Cos'era la Pax Romana? Voi sapete che la Dea Roma era una Dea, se voi andate a vedere, io sono stato a Roma, molto interessante, è rappresentata come una Dea seduta su delle armi, ok? Era una Dea a Roma. E che cosa facevano i romani a tutti gli effetti quando andavano e conquistavano un popolo? Imponevano la pace con le armi, ok? Poi vi faccio questa parentesi. Sapete perché Roma alla fine è caduta e si è andato in frantumi l'impero? Per tanti motivi, ma uno in particolare, perché aveva spedito talmente tanti uomini fuori da Roma, ok? A governare, a cercare di tenere organizzato tutto l'impero, che a Roma hanno cominciato a praticamente governare le famiglie, le donne. Non che le donne avessero un problema, attenzione, non sto dicendo questo, è che ovviamente i figli che erano diventati viziati, le donne non riuscivano a controllare, perché nella mentalità all'inizio c'era il pater famiglia, ossia il padre doveva prendere le decisioni per i figli. Le donne non avevano la stessa capacità, purtroppo, per un motivo culturale. Anche a Roma le donne non erano semplici pari agli uomini, no? Quindi c'era tutta una situazione sociale che bisognava considerare, e i figli sono diventati viziati, e quindi Roma è decaduta per decadenza dei costumi, ok? Allora, il popolo cosa inviava militari nelle zone controllate militari, ok? E la città si è svuotata. Che cosa succedeva? Là dove i militari erano, controllavano tutto, controllavano le tasse, controllavano la società, controllavano i traffici, controllavano praticamente tutto, no? Quindi che cosa succedeva? Tra i popoli loro obbligavano una pace, ok? Quindi se una persona doveva passare da un paese all'altro, c'era la Pax Romana che garantiva la quiete sociale. Quindi l'altra cosa fondamentale era questa, ossia se un ebreo doveva passare per la Siria, nessuno poteva fare niente. Perché? Perché c'era la Pax Romana imposta. Okay? E poteva arrivare tranquillamente fino a Roma senza nessun problema. L'altra cosa che Roma aveva di fondamentale era il diritto romano. Okay? Vi ricordate che cosa ha fatto l'Apostolo Paolo quando lui è stato preso nel Tempio di Gerusalemme, no? Ed è stato incatenato, quasi lo torturano, finché lui a un certo punto ha detto sono un cittadino romano. Quindi il centurione si è spaventato e ha detto calma, aspetta, è un cittadino romano, non posso torturarlo perché lui ha dei diritti qua, no? Ed è interessante che addirittura all'epoca, voi sapete che il diritto romano è stata praticamente la base per tantissime legislazioni nei paesi del mondo, e ancora oggi viene studiato, ok, il diritto romano. E l'Apostolo Paolo a un certo punto, visto che non era soddisfatto di quello di cui veniva accusato, che cosa ha fatto? Si è appellato a Cesare, ossia il diritto romano ti dava il diritto di andare direttamente dall'imperatore per essere giudicato colpevole o innocente. Quindi una roba, tu prova ad andare dal Presidente della Repubblica se sei capace oggi, ok? Ma era il diritto romano questo, no? E quindi un cittadino romano come Paolo ha avuto una libertà di azione in tutto l'impero pazzesca, no? E Paolo è stato un fattore di incremento del cristianesimo incredibile. Lui ha fatto 3 viaggi missionari dall'uomo libero e 1 da prigioniero, e c'è un testo che forse riusciamo a leggerlo dopo, che dice che a un certo punto da prigioniero lui riusciva a evangelizzare i pretoriani,
I pretoriani di Roma. I pretoriani sono i figli delle famiglie nobili romane, quindi lui evangelizzava le famiglie nobili romane, ovviamente i figli di queste famiglie nobili parlavano da altri e l'impero romano è stato conquistato attraverso che cosa? Attraverso il diritto romano. Lui poteva essere liberato, ma Dio ha usato il diritto romano per appellarsi a Cesare, è stato imprigionato in una casa che aveva praticamente libertà di parlare con tutti e la sua predicazione è stata influente al massimo in una società che era chiusa al Vangelo. Okay? L'altra cosa, sempre della società romana fondamentale, era l'insoddisfazione escatologica. Questa brutta parola, no? Escatologia, che non è la dottrina delle scatole, ok? È la dottrina del futuro. Che cosa credevano i romani? I romani hanno origine da uno dei tre popoli latini, Sabini e Etruschi, ok? È la fusione di questi tre popoli praticamente. Gli Etruschi, se tu conosci un pochino della storia italiana, dell'Italia antica, no? Loro che cosa facevano? Le tombe degli avi, dove mettevano dentro assomigliano un po' come cultura al popolo egiziano, no? Facevano tutto il corredo funerario, lo mettevano dentro nella tomba. Perché? Perché loro credevano che l'uomo, il morto, rimaneva nella tomba, no? Quindi provate a immaginare la speranza di un romano dopo la morte. Rimango nella tomba con i miei arredi. Non mi va tanto bene, ok? Non mi piace mica tanto. Arrivano i cristiani a Roma e parlano di risurrezione, no? Quindi c'è un'esplosione teologica. Caspita, io voglio credere in questo Dio qua, no? Voglio credere a tutti i costi. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno cominciato veramente a aprire il loro cuore, perché Dio ha dato attraverso il cristianesimo speranza a un popolo che era veramente morto teologicamente parlando e anche spiritualmente parlando. La loro speranza è stata rianimata. Il Dio degli ebrei faceva veramente una grande differenza nelle loro esistenze, ok? Quindi questi fattori, che sono stati fattori fondamentali, era perché, come ho detto, Dio ha mandato nella pienezza del tempo. Dio sapeva perché l'ha mandato in questa epoca, ok? Dio sapeva molto bene perché ha mandato in questa epoca Cristo, perché sapeva che in pochi anni l'intero impero romano sarebbe stato conquistato per la causa di Cristo, fino ad arrivare, non è stato facile, ok? Perché tra il 100 d.C. e il 300 d.C. c'è stata la persecuzione imperiale, 200 anni di persecuzione imperiale, non costante, non continua, ma a fasi alternate. Non a caso i cristiani si sono poi rifugiati nelle catacombe, c'è tutta una storia lì che dobbiamo capire, no? Però voglio dire, circa nel 300 e qualcosa d.C., Costantino, il primo imperatore cristiano, si è convertito e ha fatto del cristianesimo la religione di Stato, no? Parlavamo prima con Alberto, positivo, negativo, un po' positivo e un po' negativo. Positivo perché il cristianesimo ha cominciato veramente a essere un'istituzione. Negativo perché? Perché i pastori delle città, che erano chiamati vescovi, la parola vescovo vuol dire semplicemente episcopos, che vuol dire sorvegliante, ok? Che erano stati stabiliti in ogni città imperiale, sorvegliavano che cosa? Il gregge, ossia la comunità, in più le dottrine. Perché? Perché in quell'epoca si moltiplicavano le eresie, ok? Questo ne parleremo la settimana prossima. Cosa stava succedendo? Allora, lì i vescovi o i pastori, chiamiamoli in questo modo, voi sapete che il pastore ha tre aspetti ministeriali: anziano, pastore e vescovo, ossia anziano significa colui che può dare buoni consigli perché ha esperienza con Dio. Secondo, episcopos, vescovo, vuol dire sorvegliante della dottrina e del gregge. 3, pastore, poimen, in greco significa colui che va davanti, no, al gregge, che guida il gregge. Episcopos, vescovo, era semplicemente questo aspetto della sorveglianza delle dottrine, perché si stavano moltiplicando le eresie, quindi ogni città aveva un episcopos, un vescovo. Solo che quando il cristianesimo è diventato cristianesimo imperiale, purtroppo i vescovi stavano diventando e sono diventati a tutti gli effetti dei mandati imperiali. Ok?
ok? Loro si vestivano come senatori, erano dei messi imperiali che andavano a risolvere un sacco di cose, tranne che le cose cristiane, ok? Non tutti ovviamente erano così, ma purtroppo c'è stata piano piano una trasformazione. Io ho fatto alcuni anni fa, ho portato uno studio su storia della Chiesa che mi piacerebbe tantissimo portare qua, perché ti apre una visione spirituale incredibile, no? Ci vorrebbero 6-7 incontri. Vediamo cosa si può fare l'anno prossimo, magari sintetizzarlo, renderlo un pochino più semplice. Ma tu vedrai proprio che quando tu cominci a guardare in giro i monumenti non avrai più gli stessi occhi. Perché? Perché tu conoscerai la storia del cristianesimo che ha influenzato la nostra cultura occidentale. La nostra cultura vuole tagliare il cristianesimo fuori da tutte le istituzioni, ma non può, perché ogni angolo dove tu vai il cristianesimo è qualcosa di profondamente radicato dentro di noi, no? Ed è una sfida. Perché? Perché per 2 secoli il cristianesimo è stato praticamente cercato di essere distrutto attraverso, ha cominciato Nerone, okay? Che è uno dei più famosi imperatori che ha perseguitato i cristiani per questioni sue personali, perché era un megalomane, in poche parole, no? Voleva rifare la sua città come una città praticamente che era il faro della civiltà di tutto il mondo. E che cosa ha fatto? Ha bruciato i quartieri poveri e poi ha dato la colpa ai cristiani, perché i romani chiaramente se la sono presi con lui. Okay? Questo è stato l'inizio. Poi ovviamente altri imperatori hanno perseguitato i cristiani per almeno 2 secoli, finché, come ho detto, non si è convertito Costantino. Ok? Bene, qualche domanda qua? Tutto chiaro? Va bene, Atti degli Apostoli. Okay. Atti degli Apostoli possiamo dividerlo in 2 grandi sezioni. La sezione che va dal capitolo 1 al capitolo 12, dove c'è un protagonista che si chiama Pietro. Dal capitolo 9, in realtà, però lo metto tra parentesi, perché poi comincia a essere protagonista dal capitolo 13 fino al capitolo 28, è l'Apostolo Paolo. Okay? È chiamato Atti degli Apostoli, in realtà gli apostoli protagonisti di questo libro sono 2, in poche parole. Pietro nella prima parte e Paolo nella seconda parte. Allora, Pietro lo conosciamo, no? Lo sparagrosso, si chiama lo spaccamontagne, o in dialetto mantovano si chiama sbregaverse, ossia quello che le spara e poi fa esattamente il contrario di quello che dice, no? Però, come abbiamo detto, lui si è convertito a Pentecoste, ha ricevuto lo Spirito Santo, è diventato uno strumento nelle mani di Dio, di predicazione anche raffinata. 4.000 persone si sono convertite con la sua prima predicazione, ok? Quindi quello che usciva da lui era veramente qualcosa di molto forte, ma Dio gli aveva detto, il Signore Gesù gli aveva detto una cosa molto interessante, che io penso che sia il più grande equivoco del cristianesimo passato, presente e forse anche futuro. Egli dice così a Pietro. Datemi un secondo per trovarlo qua. Eccolo qua. Al capitolo 16 di Matteo, il Signore gli dice: ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando disse: tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non è la carne e il sangue che ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anche ti dico, Pietro, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò le fondamenta della mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Ossia, il cristianesimo è basato, il cristianesimo classico, chiamiamolo così, okay? È basato su cosa? Pietro è il primo pontefice, ok? E qua Gesù dice una cosa interessante: tu sei Pietro e su questa pietra
ossia sulla tua dichiarazione, quello che tu hai detto, io edificherò le fondamenta della mia Chiesa e le porte dell'inferno e dell'Ades non potranno vincere. Allora, lì Gesù usa un gioco di parole. La prima parola che lui usa è la parola Petrus, che significa sasso. A tutti gli effetti la parola Pietro, il nome Pietro, significa sasso. Vi ricordate che ho fatto una predica qua una volta su questo, no? Pietro era chiamato in 4 modi: Simone di Giona, Simon Pietro e Pietro. Tutti questi 4 nomi che venivano usati dipendeva dalle sue attitudini. Quando lui era Simone è perché si comportava da pescatore, quando era Pietro è perché era l'uomo che Dio voleva, ok? Ossia l'uomo maturo. E lui ha detto: tu sei Pietro, Petrus, e su questa Petra, ossia su questa pietra, che viene chiamata in Efesini capitolo 2, versetto 20, scusate, 3, versetto 20, la pietra angolare. E questa pietra angolare è Cristo, ok? Perché Pietro aveva appena dichiarato: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E in poche parole Gesù cosa stava dicendo? Su quello che tu hai detto io edificherò le fondamenta della mia Chiesa. Quindi non su Pietro, ma su Cristo. Perché se Pietro fosse la fondamenta della Chiesa saremmo nei guai seri, perché lui era un uomo peccatore esattamente come noi. Cristo era la pietra angolare, ok? E questo viene definito nella lettera agli Efesini molto chiaramente, ok? E io ti do le chiavi del regno dei cieli. Ok, e qua l'altra cosa importante che noi dobbiamo capire. Noi nell'immaginario comune, io non voglio criticare nessuno, ok? Semplicemente sono uno studioso della parola di Dio e mi piace approfondire quello che studio. Quando noi immaginiamo Pietro, immaginiamo lui con il mazzo di chiavi, tu arrivi nell'eternità, lui ti riserva le stanze, stanza numero 2, 2 posti, c'è 3 posti, te c'è la piscina, non è così, ok? Cos'è il regno dei cieli? È le porte di evangelizzazione che si sono aperte attraverso la predicazione di Pietro. E questo voi lo trovate proprio in questi primi 12 capitoli del libro di Atti degli Apostoli, ok? Vi ricordate che Gesù ha detto al capitolo 1, versetto 8, e voi mi sarete testimoni in Giudea, in Samaria e fino alle estremità della terra. Quindi queste 3 porte dovevano essere aperte. Indovinate chi ha aperto queste 3 porte attraverso la predicazione? Esattamente Pietro. Pietro ha aperto la porta dell'evangelizzazione in Giudea e Gerusalemme attraverso la sua prima predicazione, poi al capitolo 8 tu vai e Pietro predica in Samaria e sono i primi convertiti samaritani sono attraverso la testimonianza di Pietro, e infine al capitolo 10, estremità della terra, l'evangelizzazione dei pagani, e Pietro va a evangelizzare il centurione Cornelio al capitolo 10. Quindi Pietro è stato quello che attraverso le chiavi della predicazione ha aperto le porte del regno dei cieli a persone che non facevano parte del popolo di Israele. Avete capito questo principio? Fondamentale, ok? Pietro non è là nell'eternità ad aprire le chiavi delle porte delle nostre casette, no. Lui ha aperto qua sulla terra queste 3 porte di evangelizzazione. Ecco perché Cristo gli ha detto: e io ti do le chiavi del regno dei cieli, ossia tu aprirai le porte di evangelizzazione del regno. E in questi 3 capitoli, capitolo 2, 8 e 10 di Atti degli Apostoli, tu trovi questo, ok? Chiaro fino a qua? Non andiamo avanti se ci sono dubbi su questo, è fondamentale. Va bene? E ovviamente dal capitolo 9, dove c'è la conversione di Paolo, che poi lo accompagniamo perché Pietro va poi al capitolo 10, come ho detto, ma Paolo comincia a essere protagonista dal capitolo 13 in poi, fino al capitolo 28, Paolo diventa il catalizzatore dell'evangelizzazione di tutti i popoli, dei popoli in particolare pagani. Lui fa 3 viaggi evangelisti, 3 viaggi missionari, ok? E più uno quarto da prigioniero, e lui va a Roma perché è stato giudicato dal suo popolo come un eretico, in poche parole. Allora, l'Apostolo Paolo, come abbiamo detto un pochino all'inizio, è un personaggio molto conosciuto nel Nuovo Testamento. Praticamente lui scrive
non ha scritto né Vangeli, non ha scritto altri tipi di libri. Lui ha scritto però circa il 35% del materiale del Nuovo Testamento attraverso le sue lettere. Lui scrive 13 lettere, ok? Vedremo nella prossima settimana perché sono state scritte le lettere, che sono un altro tipo di totale, completamente diverso di scrittura nel Nuovo Testamento, perché le lettere erano quelle che poi andavano a risolvere i problemi pratici e teologici delle chiese, no? Il Vangelo è arrivato, ok? Nelle chiese, le persone hanno cominciato a fondare delle chiese, però ovviamente c'erano tutte quelle culture di cui parlavamo prima, i romani, i greci, e la gente staccarsi dalla cultura e entrare nella cultura cristiana e facevano un po' di mescola, no? E quindi che cosa servivano le lettere? Per correggere tutte quelle situazioni che andavano creandosi nelle chiese sbagliate rispetto al messaggio evangelico, ok? Quindi Paolo il fariseo, Paolo il giudeo, Paolo che aveva studiato a teologia presso il dottore più stimato dell'epoca che si chiamava Gamaliele, persecutore della Chiesa. Se tu vai al capitolo 9 di Atti degli Apostoli, no? Sulla via di Damasco lui si era fatto dare delle lettere dagli anziani del Sinedrio per andare a tirar fuori dalle case tutti i cristiani e ucciderli, ok? Capitolo 7 per esempio, lui era presente quando veniva ucciso il primo martire della fede, che era un diacono della Chiesa di nome Stefano, va bene? E lui era presente lì e approvava la sua uccisione, dice la parola di Dio. Al capitolo 9 lui viene afferrato completamente da Cristo, ok? Lui cade a terra, Cristo dice la parola di Dio che gli sfolgora attorno una luce, no? Rimane completamente cieco, e questo era un messaggio molto forte da parte di Dio, ossia tu pensavi di vedere, adesso tu diventi cieco in modo che tu capisca che non stavi vedendo assolutamente niente. E un discepolo di nome Anania va da Paolo, che digiuna per 3 giorni, gli impone le mani, le scaglie gli cadono dagli occhi e lui da lì in poi diventa un grandissimo testimone della parola di Dio. Per fare questo però la lettera ai Galati ci racconta che lui si ritira per circa 3 anni, ok? 3 anni solo con Dio per imparare che cos'è il Vangelo. Provate a immaginare una persona che era profondamente religiosa come era l'Apostolo Paolo, aveva studiato teologia ebraica, giudaica, farisaica, no? Profondamente convinto che i cristiani erano una piaga del mondo. Che cosa deve fare? Cambiare tutto, cambiare completamente, no? Quindi lui cosa fa? Per rispetto ai discepoli che avevano passato circa 3 anni e mezzo, no? Insieme a Cristo, lui cosa fa? Si ritira per 3 anni, dice la parola di Dio, a tu per tu con Dio, faccia a faccia con Dio. In quei 3 anni lui è cambiato, è stato proprio rivoltato come un calzino. E da persecutore, ok? Lui predicando il Vangelo diventa un perseguitato. Fa 3 lunghissimi viaggi che vanno sempre più grandi. La prossima volta vi darò una cartina per farvi vedere dove lui è andato, no? A ciascuno di voi, con le dispense. E praticamente lui termina, dopo diversi anni, lui è stato martire circa nel 67 d.C., sotto la persecuzione di Nerone, probabilmente, non è sicuro al 100%, Pietro è morto crocifisso a testa in giù, probabilmente, ok? Martire a Roma. Paolo è morto decapitato, molto probabilmente sotto l'imperatore Nerone. Vi leggo questa ultima testimonianza dell'Apostolo Paolo al capitolo 28, proprio l'ultimo capitolo di Atti degli Apostoli, da 30-31, e dice così: e Paolo rimase 2 anni interi in casa da lui presa in affitto. Questa è stata la sua prima prigionia, lui ha fatto 2 prigionie, ok? La prima prigionia in attesa del giudizio dell'imperatore, 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto, e riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo, proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Ossia, meraviglioso, prigioniero, praticamente in una casa in affitto, non so se c'era
il riscaldamento a pavimento, ma era libero di fare che cosa? Di predicare, di parlare, di evangelizzare, di fare quello che Dio gli aveva dato di fare, ossia lui era un dottore della legge e lui ha portato la parola di Dio alle famiglie più nobili romane e il Vangelo ha fatto boom, è esploso, no? Quindi quella cosa impossibile che vedevamo all'inizio, quel popolo che era pieno di pregiudizi, delle persone semplici, delle persone che non avevano nessuna possibilità di influenzare altri popoli, che cosa Dio ha fatto? Ha preso una persona completamente diversa, l'ha fatto apostolo dei gentili. Paolo era capace di parlare 5 lingue, ok? 5 lingue, ma lui è stato come si chiama missionario transculturale, ok? Lui era greco, cittadino romano, conosceva benissimo la cultura ebraica perché era ebreo di origine, e quindi Dio ha preso questa persona, l'ha rivoltata e l'ha usata come un catalizzatore evangelistico incredibile, no? Paolo ha finito la sua carriera dicendo: ho terminato la corsa, ho serbato la fede. Okay? Questo lui ha detto. Dopo decine di anni, circa 30 anni di viaggi, sofferenze, difficoltà e tanti problemi, lui ha detto: ho terminato la corsa, ossia un uomo che è stato radicalmente trasformato. Atti degli Apostoli è praticamente la storia di questi 2 grandi uomini di Dio che hanno fatto la differenza nella loro generazione. Ok? Io mi fermerei qua perché vi spiego. La settimana prossima cominceremo un altro argomento. Inseriremo tra le lettere e questo tema degli Atti degli Apostoli, devo dare un pochino di indizi su che cos'è il canone della Bibbia, del Nuovo Testamento. Perché vi dico questo? Perché mentre queste lettere erano scritte, per sistemare le situazioni delle chiese, che cosa succedeva? Tante eresie cristologiche stavano nascendo in seno alla Chiesa, no? E quindi come è arrivata la Bibbia a noi, il Nuovo Testamento a noi? È arrivata attraverso proprio un lavoro della Chiesa, ok? I discepoli, gli apostoli prima, poi i discepoli e i padri della Chiesa hanno cominciato a lottare teologicamente nel corso della storia in modo che noi potessimo avere la Bibbia. Ossia, te lo spiego in parole povere, se tu hai la tua Bibbia in mano oggi, noi ne abbiamo in abbondanza dappertutto, io ce n'ho nel mio ufficio, ce n'ho una ventina, okay, di tutti i tipi, in tutte le lingue, ma dietro queste Bibbie c'è il sangue di persone che hanno dato vita perché la parola di Dio arrivasse a noi e hanno lottato perché questa parola di Dio potesse arrivare a noi oggi, no? Quindi non disprezziamo la parola di Dio, teniamola in alta considerazione, ok? È la nostra vita, è la nostra speranza e noi ce l'abbiamo oggi in mano perché tanti hanno dato la vita per questo motivo, ok? Paolo e Pietro sono 2 bellissimi esempi di persone che hanno sacrificato la loro vita per la parola di Dio e questo deve essere un esempio per noi, ok? Va bene? Qualche domanda qua? Se no chiudiamo. Ok. Grazie per la vostra presenza, grazie per i nostri ascoltatori da YouTube. Chiudiamo con una preghiera e ci vediamo la settimana prossima, ore 20, per la seconda sezione dello studio, ok? Per chi vorrà esserci chiaramente, va bene? Preghiamo. Signore Dio, grazie, io ti benedico e ti lodo, Padre, per questo tempo prezioso nella tua presenza, per lo studio della tua parola. Ti chiediamo, Signore, di adesso benedire il nostro ritorno a casa, le nostre vite, le nostre famiglie, Signore, e accompagnaci con questi insegnamenti che rimangano dentro di noi e che portino frutto. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Buona settimana e buon ritorno a casa.